È la sensazione di chi ha sempre visto questo luogo come un simbolo di incompiutezza e forse anche di inconcludenza burocratico, politica, di tante cose messe insieme, e oggi averla credo sia stato uno dei primi atti che compimmo partecipando a questo PON sicurezza, che superava una serie di criticità nella fase costruttiva, di progettazione che si erano avuti, sono state, mi pare, superate brillantemente a vedere il risultato finale. E quindi sia dall'esterno sia dall'interno si vede uno spazio attrezzato di cui la città certamente aveva bisogno, che la città meritava, e mi pare che si chiuda positivamente questa incompiuta che si fa compiuta. Il futuro è, intanto il bando prevedeva che fosse una palestra di tipo distrettuale, cioè a beneficio delle scolaresche. È evidente che una struttura di questo tipo non può avere degli utilizzi limitati, per cui ci sarà spazio per quelle aree sportive che in questo tempo non hanno avuto il giusto spazio di azione nella nostra città. Mi riferisco per esempio alla pallamano, mi riferisco al calcio a 5, ecco, questo tipo di sport che non hanno avuto degli spazi dedicati. Questa, insieme alla messa in funzione, verosimilmente già dalle prossime settimane ospiterà i campionati di pallavolo, mi riferisco al Palazzetto Nicosia, lì con un'operazione diversa, cioè la terziarizzazione. Ecco, un punto qui di orgoglio lo voglio manifestare. Arrivammo 3 anni fa, questa palestra era chiusa, era l'incompiuta della città. Il Palazzetto Nicosia era il luogo della discarica comunale dove si teneva il deposito, non era più nell'agenda politica, è stato riaperto. Assieme a questo sono stati riaperti tanti impianti sportivi. Oggi, se c'è una cosa che possiamo dire, è che in 3 anni Agrigento si è riconquistata tutti i suoi spazi di sport, e lo ha fatto, diciamo, in un tempo che può sembrare lungo, 3 anni, amministrativamente è un tempo assolutamente corto.